Ciao a tutti, sono Francesco Veneziano. Per chi non lo sapesse, sono un direttore d'orchestra. Scherzi a parte, sono un cantautore. Scrivo, canto e suono canzoni. Gestisco uno studio di produzione musicale a Foggia, il JB Home Records, che è uno studio nato dalle ceneri dell'SPS Records, nato un po' prima, nel 2013. Questo studio di produzione musicale dà l'opportunità agli artisti locali e non di dare vita alla propria musica, ok? E in più, sempre per conto del JB Home Records, ho ideato nel 2018 un format che dà l'opportunità agli artisti di casa JB Home Records e non di parlare dei propri progetti musicali e della propria musica. Nel novembre del 2020, qualche mese fa, ho avuto la brillante idea di proporre questo format sotto forma di dirette Instagram sulla mia pagina Francesco_Veneziano88. Dirette presenti solo sulla mia pagina Instagram, per non fare confusione, meglio precisarlo, e disponibili anche sul canale YouTube dello studio JB Home Records, e con varie condivisioni e post anche su Facebook, sia sulla pagina JB Home Records presente anche su Facebook, che sulla mia pagina da artista Francesco Veneziano. Quindi, per non creare confusione nel web, mi preme specificare che l'idea è nata dal sottoscritto, carta canta, basta vedere le date delle pubblicazioni dei video soprattutto sul canale YouTube e soprattutto le dirette sulla mia pagina Instagram, per capire che tutto è nato dalla mia volontà di confrontarmi con gli artisti. Nelle ultime dirette da novembre in poi, periodo nel quale ho deciso di proporre la cosa su Instagram, sono stato affiancato da un ospite, meglio precisare, che mi ha dato una mano nel fare queste dirette, prendendo contatti con i vari artisti per conto della mia iniziativa, ok? Basta andare sulla mia pagina Instagram e trovate tutte le dirette pubblicate solo ed esclusivamente nella mia pagina, valide per il format Live Room offerto da JB Home Records, e le date di pubblicazione dei video che sono stati poi successivamente pubblicati sui canali YouTube. Detto questo, sono molto contento che la mia iniziativa abbia dato ad altri l'ispirazione giusta per andare avanti e cercare di fare un qualcosa di simile. Vuol dire che il format è stato apprezzato e tuttora viene apprezzato. Andrà avanti, anche se non in maniera continua, perché io personalmente mi occupo anche di musica, della mia musica e di quella degli altri artisti, e quindi il mio obiettivo non è solo quello di fare dirette, fortunatamente. Detto questo, vi invito a seguire il canale YouTube di JB Home Records, la pagina Facebook di JB Home Records, e se vi va anche la mia pagina Facebook Francesco Veneziano, e quella Instagram Francesco_Veneziano88, in cui parlo principalmente di quelli che sono i miei progetti musicali. Ok? Se vi va, fate girare la notizia. Se non vi va, ma comunque vi va di parlarne, fatelo. Bene o male, purché se ne parli.